Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a tagliare la legna, quindi prima prendiamo i guanti e gli occhiali che ce li ho qua. Possiamo partire. Andiamo su in up e... Aria! Pari! Perché continui ad andare dietro la ruota? Ecco, e niente, adesso dobbiamo aspettare il padre. Vedete, allora vi faccio vedere intanto la legna che dobbiamo tagliare. È questa qua. Questa. Tutta la motta, guarda che roba. Guarda che roba. Ok, questa qua che per esempio è più grande, vedete. Prima bisogna tagliarla a metà, tipo qua. La tagliamo con la motosega. E dopo, una volta che è stata tagliata con la motosega, si sciappa. Non so se si dice così in italiano. Comunque in pratica c'è una specie di attrezzo che quando lo useremo, insomma, vi faremo vedere. Che in pratica scende a piano, è tipo una specie di lama che scendendo a piano taglia il tronco gigante in due pezzi che poi possono essere tagliati come tutti gli altri. Questo è dove mettiamo poi la linea che viene tagliata. Intanto vi presento il nostro cane, si chiama Aria, ha 1 anno e ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 1 anno e 6 mesi. Faccio anche vedere un gioco che facevo da piccolo con mio fratello, cugini, che prendevamo queste pigne qua, vedete? Qua ci sono tanti pini, sia che vanno in su, sia che vanno in giù, un sacco di pini dappertutto. E allora noi in pratica prendevamo queste pigne qua e giocavamo a lanciarcele addosso. No dai, scherzo, non a lanciarcele addosso, cioè li lanciavamo e vedevamo che chi arrivava più lontano. Vedete, così. Adesso vabbè, insomma, non ci ho messo energia. Comunque più o meno questa è la storia. Ecco che arriva il padre. Ma dove ti metti? Tagliamo prima questa. Dov'è il Gardano? Ah via, bisogna andare a prendere il Gardano. Andiamo con l'ape. In pratica dovete sapere che l'aria, quando andiamo con l'ape o con le macchine o con qualsiasi cosa che si muova, e non vuole bene le ruote, nel senso che prova sempre a mettersi davanti per bucare la ruota. Non sappiamo bene il perché, però vabbè. Ecco, questa roba qua è il Gardano in pratica. Cardano con la C. Vabbè, insomma, Cardano, quello che è. Si ritorna su.
l'abbiamo tagliata. Seconda parte, tagliamo, la carichiamo sulla pala perché almeno è più facile il trasporto e dopo la versiamo tutta dentro il legnaio. Non so se si dice legnaio in italiano. Comunque tutta questa legna qua adesso vi faccio vedere. Ovviamente non finiremo oggi. Allora Lucas ci ha portato da... Capito, mischiati o uncetta? Buone. E adesso si riparte. Bene ragazzi, allora per oggi abbiamo finito, vi faccio vedere com'è il legnar. Non so se si dice legnaio in italiano, comunque così. In pratica abbiamo tirato via tutta la legna che c'era qua e in più abbiamo tagliato anche un pezzo di questa. Non so se vi ricordate com'era all'inizio, comunque vi rimetto la clip ad questa. Bene ragazzi, e per oggi è davvero tutto e ci vediamo alla prossima avventura.